Sono già 5 giorni di guerra vissuti nel cuore dell'Europa che ha stravolto dopo il Covid la nostra serenità. Giornate terribili che stiamo vivendo da casa, seguendo con ansia e preoccupazione le varie fasi del conflitto. Agghiacciante il suono delle sirene che annuncia possibili esplosioni e trasferimenti nei rifugi sotterranei. Alla vigilia dei colloqui previsti già oggi in Bielorussia tra i rappresentanti di Kiev e Mosca. L'esercito russo ha annunciato che la popolazione di Kiev può lasciare liberamente la città, rivendicando la supremazia degli spazi aerei in tutta l'Ucraina. La guerra si incrocia naturalmente con la fuga delle migliaia di profughi ucraini in fuga verso l'Europa e dunque anche verso il nostro paese. Un primo autobus con una cinquantina di persone, donne e bambini ed uomini, di cui un autista in fuga dalla guerra, è giunto questa mattina al confine tra l'Italia e la Polonia. Dopo aver effettuato irregolari controlli di frontiera, la loro destinazione sarà verso amici e conoscenti, prevalentemente tra Brescia, Vicenza e Milano. Anche ad Agrigento è partita la macchina della solidarietà. Beniamino Biondi, operatore culturale ed ex assessore al comune di Agrigento, ha ricevuto l'incarico di reperire in Sicilia medicine e posti letto per i rifugiati al momento fermi in Polonia. L'incarico, spiega Biondi, mi è stato dato per conto di un'associazione che promuove lo sviluppo delle relazioni fra l'Italia e l'Ucraina, di concerto con l'ambasciata ucraina di Roma. Nelle prossime ore sentirò l'ordine dei farmacisti e la Caritas, chiedendo loro aiuto e sostegno. Mi auguro, dichiara Biondi, che pure il sindaco di Agrigento, Francesco Micciche, possa dare un contributo di solidarietà al fine di comunicare formalmente la disponibilità di eventuali posti letto per famiglie e bambini. Per mia scelta escludo forme di accoglienza privata, ma prego tutti quelli che hanno contatti con enti e istituzioni di mettersi in contatto con me. Invito dunque anche giornalisti e le testate della stampa a promuovere la notizia come dovuto. Siamo con Beniamino Biondi. Ricordiamo che tramite l'Accademia Belle Arti Michelangelo fu organizzata una mostra proprio con l'Associazione di Leopoli dell'Ucraina qui ad Agrigento, un evento che vale la pena di ricordare. Beniamino. Sì, io da molti anni ormai ho dei rapporti intensi e frequenti con il mondo dell'arte ucraino e con il mondo della politica più avanzata, che ci ha consentito anche nel corso del tempo di organizzare una serie di iniziative, tra cui quella che è stata ricordata, una mostra espositiva di opere artistiche ucraine all'Accademia di Belle Arti, che ha ricevuto un bel riscontro di pubblico e alla quale sono stati presenti anche il rettore dell'Accademia Artistica e alcuni docenti. Questa situazione oggi, questo popolo martoriato, per certi aspetti anche vittima del proprio difficile passato, ripropone anche l'esigenza di dover civilmente occuparci dell'Ucraina, anche nelle sue forme più nobili, che sono appunto quelle artistiche, in un momento che comunque è assolutamente emergenziale e che dovrebbe anche prevedere la possibilità di comprendere meglio anche certe dinamiche storiche e geopolitiche che sicuramente possono anche a livello pubblico sviscerare meglio le dinamiche di questa terribile situazione. Però è arrivato nel frattempo un incarico da parte, diciamo, delle organizzazioni umanitarie, proprio ti hanno coinvolto. Ecco, se ci anticipi la notizia. Sì, io in questi giorni ho tenuto molti contatti con amici che si trovano in Ucraina, mi hanno anche dato notizia sulla guerra, sul bombardamento, quindi hanno cercato anche di operare una corretta informazione su quello che sta avvenendo. Sono stato contattato dalla vicepresidente del MIUFI, che è un'importante associazione italiana che si occupa di rapporti appunto culturali e burocratici con l'Ucraina, per poter assumere il ruolo, diciamo, di referente per la Sicilia nel reperimento di farmaci, e in questo senso mi è stato distribuito un lunghissimo elenco di medicine che servono appunto per i militari, e nel reperimento di possibili posti letti. Proprio in queste ore contatterò gli enti di assistenza che si occupano di queste tematiche, mi riferisco soprattutto alla Caritas e anche l'ordine dei farmacisti, per poter comprendere se ci sono delle possibilità effettive di poter inviare questi materiali all'ambasciata ucraina di Roma ed eventualmente anche poter accogliere dei bambini o delle famiglie in
difficoltà qui ad Agrigento. Quindi se ci sono delle novità lanciamo un piccolo appello anche, diciamo, per questa situazione umanitaria. Sì, assolutamente, io sto raccogliendo la disponibilità di coloro i quali possono offrire dei posti letto. Ovviamente queste notizie saranno comunicate all'associazione, la quale poi le comunicherà all'ambasciata. Nel caso ovviamente di un bisogno, e noi ci auguriamo che questo non accada e che questa guerra cessi al più presto, eventualmente però sarà possibile anche dare accoglienza e ospitalità a persone che si trovano in difficoltà insieme alla grande massa di profughi che in effetti in queste ore si stanno spostando verso la Polonia e più genericamente verso tutta l'Europa.